Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera dalla redazione del TG10, gli argomenti nel nostro TG, nei nostri titoli. Lunedì comincia il nuovo corso per la sanità calabrese, si insedia il nuovo commissario generale Cotticelli che ha preso il posto di Scura. La baraccopoli va smantellata, questa è la presa di posizione del governo regionale, pronto a costituire un fondo per trovare abitazioni da affittare ai migranti. Pranzo nel giorno di festa nella struttura Casa Nostra della diocesi cosentina, storie di donne e uomini duramente provati dalla vita. C'è anche la Calabria fra le regioni che si rivolgeranno alla Corte Costituzionale per stoppare la legge che viola i diritti umani, lo ha annunciato il presidente Oliverio. Sorvegliato speciale forza all'ingresso di un negozio di abbigliamento a Corigliano e ruba 400 euro dalla cassa. Grande successo per il tour calabrese di Teresa Mannino, artista siciliana che racconta con ironia il nostro rapporto con l'ambiente. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di sanità perché lunedì comincia il nuovo corso, si insedia il nuovo commissario generale Cotticelli che ha preso il posto di Massimo Scura. La speranza è che la sanità calabrese possa uscire dal deficit e rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Si cambia registro nella sanità calabrese e chi lo sa. La cosa certa è che lunedì si insedia il nuovo commissario, il generale Cotticelli, che il governo ha voluto in sostituzione di Massimo Scura. La scelta di continuare in regime di commissariamento non piace alla politica calabrese, atteso che più volte il governo regionale ha invocato una soluzione diversa, vale a dire quella di consegnare la sanità nelle mani dei calabresi. La storia è lunga ed ha impegnato mesi e mesi del dibattito politico, giusto ricordare le vibranti proteste di Oliverio, ma l'urlo non si è tramutato in nulla, visto che Roma non ha tenuto in considerazione la proposta della Calabria. Tocca quindi a Cotticelli mettere mano nel complicato sistema delle sanità in Calabria, alle prese con 1000 problemi mai risolti. Che accadrà? Boh. Riuscirà il nuovo responsabile della macchina ad invertire la tendenza, partendo magari dal miglioramento dei servizi offerti ai cittadini? Aggiungiamo noi magari così come è auspicabile che si intervenga sul fenomeno dell'emigrazione sanitaria, visto che la nostra regione sborsa 320 milioni di euro all'anno ed occupa il terzo posto dopo Molise e Basilicata tra le regioni italiane che spendono di più per i cittadini che vanno a curarsi altrove. Vedremo che farà Cotticelli. Le aspettative ci sono, si attendono i risultati, dopo gli inutili bla bla bla. Parliamo adesso della tendopoli di San Ferdinando perché la baraccopoli va smantellata, questa è la presa di posizione del governo regionale che è pronto a costituire un fondo per trovare abitazioni da affittare ai migranti. Smantellare la baraccopoli di San Ferdinando, questo è il diktat che arriva dal governo regionale dopo le polemiche mosse dalla CGIL sulle affermazioni dell'assessore al lavoro Angela Robbe. Un lager, un non luogo nel quale sono negati i diritti fondamentali alle persone. Siamo contro interventi tesi a realizzare nuovi quartieri di degrado che si aggiungano alla baraccopoli attraverso container o nuove tende. È la presa di posizione forte del direttivo sulla questione che riguarda la baraccopoli di San Ferdinando, dove vivono molti immigrati impegnati nei lavori agricoli nei campi. Siamo per trovare soluzioni dignitose e civili. La Regione è anche contro l'insediamento di container, lo abbiamo ribadito in sede di prefettura a Reggio Calabria, fanno sapere, così come contro l'insediamento di tendopoli. Il finanziamento di 3 anni fa era solo con l'auspicio che fosse smantellata la baraccopoli, ma ciò non è avvenuto. Si è realizzato invece l'opposto, un allargamento di quella condizione di inciviltà. La Regione è pronta a costituire un fondo di garanzia per coloro i quali vogliano mettere a disposizione abitazioni civili per consentire a queste persone di trovare una locazione.
Abbiamo proposto di mettere a disposizione i beni confiscati, fanno sapere, anche attraverso interventi di riadattamento o modelli SPRAR e servizi di navetta per il trasporto al posto di lavoro, ancora moduli abitativi all'interno delle aziende, in accordo con gli imprenditori agricoli dell'area. La Regione dunque si dice disponibile a sostenere un'operazione di cancellazione della baraccopoli. Basta proroghe dunque. Dopo la visita del ministro Salvini, che ha affermato che nel giro di poche settimane avrebbe operato per cancellare questa vergogna e per trovare soluzioni adeguate, tutto ciò non è avvenuto. Servono soluzioni immediate, anche perché in queste condizioni sono costretti a vivere persone che, al di là del loro colore e della provenienza, meritano rispetto. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché il freddo di questi giorni e di queste ore ha acuito i problemi nella Tendopoli, già funestata dagli incendi. La CGIL chiede che siano messe a disposizione degli ospiti altre strutture. Per evitare nuove tragedie, visto il freddo di queste ultime ore e delle prossime settimane, arriva la proposta della CGIL nazionale calabrese sulla tendopoli non conforme di San Ferdinando. La linea da tracciare, secondo il sindacato, è quella di favorire percorsi di integrazione come quello di Riace, ma nel frattempo alloggiare nuovi container per arginare l'emergenza gelo ed evitare nuovi drammi tra i migranti della baraccopoli della Piana. Baraccopoli che già con l'inizio dell'anno è stata nuovamente distrutta da un nuovo incendio. La campagna di solidarietà si è messa in moto subito per fornire tende e sacchi a pelo a chi si è visto inghiottire dalle fiamme la sua baracca, ma intanto continuano a latitare i tanto richiesti interventi strutturali sul ghetto dei lavoratori stagionali. Da una parte sono necessari progetti di integrazione, sostengono quelli della CGIL, a partire dal modello Riace, smontato pezzo dopo pezzo negli ultimi 2 anni. La soluzione dunque starebbe nell'aggiungere container ai 3 già installati, più quello allestito per le docce. Riteniamo, spiegano dal sindacato, vadano individuate soluzioni immediate per salvaguardare l'incolumità e la vita delle persone attraverso l'installazione di moduli abitativi certificati, come avviene nei grandi cantieri pubblici, in un sito idoneo, che possano così prevenire il freddo e la possibilità di nuovi incendi, ma anche migliorare condizioni igieniche e sanitarie. Questa è un'opzione sicuramente temporanea che va svuotata in concomitanza con un piano casa diffuso. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della vigilia della Befana. Abbiamo deciso proprio di entrare con le nostre telecamere in una struttura che a Cosenza accoglie i poveri. Si chiama Casa Nostra e destina a uomini e donne in difficoltà diversi servizi, quali la possibilità di fare la doccia, la mensa e l'ambulatorio medico. In questi giorni di freddo intenso la distribuzione anche di coperte. Rosalba Baldino è andata per noi. Il pranzo consumato in fretta nella vigilia della Befana nella sala mensa della struttura della diocesi gestita dall'associazione Casa Nostra, un punto di riferimento per chi ha perso tutto, per chi vive in strada, e qui nel centro storico di Cosenza ha la possibilità gratuitamente di fare la prima colazione, di fare una doccia, di avere dei vestiti nuovi. Sì, è così. Ogni giorno i nostri ospiti vengono, bussano alla porta, noi li apriamo e offriamo dei sussidi che possano aiutarli a stare a vivere meglio. Infatti, partendo dal servizio docce, loro arrivano, chiedono di fare la doccia, noi diamo questo servizio, logicamente gestito tutto dai volontari, per cui i nostri volontari sono già pronti dalle 9 del mattino e attendono già i nostri ospiti. Con alcuni si è creata anche una familiarità, per cui loro raccontano le loro esperienze, i nostri volontari li ascoltano e creano anche un clima di famiglia. Abbiamo il centro di ascolto e abbiamo un sportello di servizio legale per coloro che hanno bisogno di essere aiutati anche da questo punto di vista. L'associazione conta con più di 60 volontari che ogni giorno a turni si organizzano sia per il servizio mensa, servizio docce, centro di ascolto e per altre attività che l'associazione gestisce.
Certo, tra l'altro oggi il pranzo è stato servito da un'altra associazione, perché c'è questa collaborazione tra le associazioni che è l'ALT. Sì, sono associazioni che hanno risposto alla chiamata anche della nostra associazione, e quindi il sabato e domenica si sono rese disponibili altre associazioni che offrono anche il loro contributo. Per quanto riguarda il freddo, no? In questi giorni le temperature sono state molto rigide, alla vostra porta hanno bussato di più? Sì, in questo periodo, che è un periodo invernale, quindi un periodo freddo, l'associazione ha attivato l'emergenza freddo, per cui abbiamo allestito, con l'aiuto anche di parrocchie, di altre 2 parrocchie, 6 posti letto, e quindi abbiamo accolto 6 persone che vengono comunque accolte la sera, dalle 8 di sera fino al giorno dopo le 8 di mattina. Inoltre sta anche il servizio di unità di strada, che si occupa proprio di incontrare le persone che sono in strada, portandoli un po' di tè, un po' anche di coperte qualche volta, quando non abbiamo la possibilità di accogliere tutti, perché purtroppo la situazione è questa: noi non possiamo tante volte esaurire il bisogno dell'ospite, per cui là dove non possiamo farlo cerchiamo di sopperire in altro modo, quindi portandoli coperte o qualche volta anche sacchi a pelo quando ne abbiamo la possibilità. C'è anche un ambulatorio medico, va sottolineato, e ci sono più italiani o più stranieri? Noi oggi abbiamo visto molti italiani, tra l'altro giustamente c'è una dignità nella povertà, abbiamo deciso di non farvi vedere i volti per espressa richiesta dei vostri ospiti, e noi le richieste chiaramente le rispettiamo, però mi pare ci siano più italiani. Sì, in questo periodo sono aumentate molto le famiglie italiane, e questo vorrebbe dire che comunque la povertà per alcune famiglie è molto sentita. Logicamente alcune non vorrebbero far sapere che vivono situazioni di estrema povertà, per cui noi rispettiamo loro, e quando le ascoltiamo con molto rispetto e cerchiamo di dare loro dignità, anche soprattutto perché sono persone che sono state abituate al lavoro e di punto in bianco hanno perso il lavoro, hanno perso casa, hanno perso tutto. Omir e Alessandro ci hanno raccontato le loro storie, il loro difficile quotidiano. Omir, tu hai 65 anni, sei in Italia dall'82. Sono qua, aspetto qualche minimo cosa per vivere, per stare qua. Io faccio l'artigiano, lo sanno tutto il popolo di Cosenza, anche delle Castelle, a tutte parti mi vedono alla spiaggia quando lavoro col filo, creare Harley Davidson, certe cose. Lavoro 3 o 4 mesi alla spiaggia, diciamo, sì. Io ce l'ho un piccola fargon, tipo camber. Sto là dentro, senza acqua, senza luce, senza niente. Ieri proprio, che fa molto freddo, la bottiglia di acqua che ce la mi dà, volevo bere, l'ho trovata proprio gelata, l'ho trovata ghiacciata. Faccio 2 o 3 coperte per coprire, perché soffro molto. C'è qualche diritto a noi che io ho la cittadinanza italiana, perché io sono prima 25 anni sposato italiano, ho fatto una vita normale. Adesso faccio una vita sacrificata, questa vita per me dura, però c'è Dio che mi aiuti. Alessandro, tu hai 52 anni, vieni qui a casa nostra. La raccontiamo un po' la tua storia, tu lavori? No, essendo invalido civile non posso lavorare, percepisco poco con l'assegno di invalidità, però non si può fare oltre. E ho trovato questo posto che è molto accogliente. In questo momento una casa no, sono in cerca di averla. Per quanto riguarda invece il freddo di questi giorni, come stai facendo? Come ti stai riparando? Sto riparando con una stufetta, diciamo, e la tengo solo accesa 2 ore la sera, in modo tale che si riscaldi la camera dove sto
poi la stacco perché sennò consuma un po' troppo. E c'è anche la Calabria fra le regioni che si rivolgeranno alla Corte Costituzionale per stoppare la legge che viola i diritti umani. Lo ha annunciato il presidente Oliverio. Oliverio non ha dubbi, il decreto sicurezza non convince ed ecco perché ha deciso di stare dalla parte dei sindaci. Il Presidente, in una nota diffusa stamattina dall'ufficio stampa della Regione, ribadisce di aver espresso più volte perplessità per un provvedimento fortemente discriminatorio nei confronti delle persone, immigrati regolari, che non potranno godere di diritti fondamentali. Pertanto, per il governatore della Calabria, gli atti di disobbedienza annunciati confermano ciò che pensa da tempo. Oliverio poi ricorda di aver finanziato la legge 18 del 2009, inserendo in bilancio 1 milione di euro per concretizzare l'impegno a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali. Il Presidente chiude la sua nota annunciando che la Calabria sarà a fianco delle regioni che stanno valutando la proposta di ricorrere alla Corte Costituzionale per fermare questa legge che viola i trattati internazionali sui diritti umani. E il no all'ampliamento della discarica di Scalaceli, Lega Ambiente chiede alla Regione di bocciare il progetto. La Calabria, dice Franco Falcone, deve voltare pagine. Differenziata e riciclo sono le uniche pratiche virtuose che rispettano normative e ambiente. Lega Ambiente boccia l'idea di ampliare la discarica di Scalaceli, chiedendo alla Regione di mettere da parte il concetto di interramento dei rifiuti nel rispetto delle nuove normative e dell'ambiente. L'ampliamento della discarica di Scalaceli, dice Francesco Falcone, sarebbe un'operazione fuori dalla storia che farebbe tornare indietro di anni il ciclo dei rifiuti calabrese. La Regione Calabria deve bocciare questo progetto perché non può non considerare le anomalie procedurali, la vocazione agricola di quell'area, i vincoli paesaggistici, gli usi civici, le inadempienze sulle prescrizioni della precedente autorizzazione integrata ambientale. Siamo convinti che la nuova discarica di Scalaceli, nonostante il rinvio della decisione alla conferenza dei servizi del 24 gennaio, non possa superare gli scogli delle tante violazioni e carenze che il progetto presenta, aggiunge il Presidente della Ambiente Calabria. Carenze e assenza di pareri che denunciamo con forza e che devono portare a bocciare il progetto di ampliamento della discarica. Il ciclo dei rifiuti calabrese deve mettere in pratica la direttiva europea sull'economia circolare. L'Europa chiede a tutti i Paesi membri, e quindi anche all'Italia, di archiviare la stagione delle discariche e degli inceneritori con la prevenzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti, urbani e di quelli speciali, come dimostrano ormai anche diverse realtà virtuose calabresi. Servono raccolte differenziate domiciliari, impianti per riciclare i rifiuti, a partire da quelli per l'organico differenziato, con produzione di biometano utilizzabile per cucinare, riscaldare gli edifici e per autotrazione, l'innovazione nei cicli produttivi, ed è fondamentale attivare le premialità economiche per chi produce meno rifiuti. Non si può più perdere tempo su questo fronte. Se invece iniziamo all'ennesima mega discarica, conclude Falcone, assisteremmo al solito film già visto e alla folle logica novecentesca dell'interramento dei rifiuti, con un nuovo buco che si riempirà come i precedenti, inquinando i territori che li ospitano e perdendo per sempre le risorse preziose contenute nei rifiuti domestici e produttivi. Adesso le storie di un sorvegliato speciale che si sarebbe reso responsabile di una rapina a Corigliano e 3 uomini sorpresi a rubare cartelli stradali. Queste altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Revocati dal Tribunale delle Libertà i domiciliari a Salvatore Lopresti, ex direttore generale del settore emergenza-urgenza della Regione Calabria e indagato nell'inchiesta sul servizio di elisoccorso. La riassegnazione di un incarico dirigenziale a suo favore è costato un avviso di garanzia al governatore Oliverio e a 5 assessori della giunta regionale. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno individuato e arrestato il presunto autore del furto ai danni di un negozio di abbigliamento. Si tratta di un 28enne già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. L'autore del colpo, dopo aver forzato con un piede di porco la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, si è introdotto nei locali prelevando dal registratore di cassa circa 400 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del giovane grazie all'impronta di una suola di scarpa trovata sulla vetrina del
del negozio e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Nell'abitazione del 28enne i militari hanno rinvenuto gli abiti indossati dall'autore del furto, materiale sequestrato dai carabinieri. Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre con un bastone stavano danneggiando la base di un cartello stradale per impossessarsene. 3 persone sono state denunciate a San Nicola da Crissa nel Vibonese. Si tratta di un italiano originario di Simbario, di un romeno e di un ghanese. I militari, mentre transitavano lungo il tratto dell'ex statale 182, attualmente in disuso, hanno notato lo strano comportamento dei 3 che dopo un controllo sono stati denunciati per tentato furto. Ora parliamo di solidarietà con l'iniziativa di tanti calciatori di Serie A e di Serie B che si sono messi a disposizione della Fondazione Lilli per un'iniziativa benefica finalizzata ad una raccolta di fondi destinata all'acquisto di strumenti utili per la produzione di farmaci chemioterapici. Questa mattina la visita nel reparto di pediatria dell'Annunziata di Spolli e Garritano. ¿Hasta cuándo podemos? ¿Hasta cuánto podemos? ¿Hasta cuándo podemos? ¿Hasta cuánto podemos? Fino a quanto possiamo. Tutto è iniziato così, con un videomessaggio realizzato da tanti calciatori di Serie A e B che si sono messi a disposizione dell'organizzazione di Hasta Quanto Podemos, un calcio al cancro, l'asta benefica promossa dalla Fondazione Lilli e Nusushi con il sostegno del Cavò, finalizzata a raccogliere fondi utili ad acquistare uno speciale frigorifero per il trasporto di medicinali per le cure dei malati di tumore e un particolare riscaldatore, strumento necessario per la corretta preparazione dei farmaci chemioterapici. Oltre all'asta, l'iniziativa ha permesso di aprire le porte del reparto di pediatria dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per regalare un sorriso ai bimbi ricoverati. Alcuni dei calciatori che hanno sostenuto attivamente l'iniziativa, tra i quali Nicola Spolli, difensore argentino ex della Roma e ora in forza al Genoa, e Luca Garritano del Cosenza Calcio, hanno distribuito regali e sorprese ai bambini, palloni autografati, maglie di calcio e calze rosso-blu. Il Cosenza Calcio ha aderito alla manifestazione e anche una maglia autografata dai protagonisti della promozione in Serie B è stata messa all'asta insieme ai cimeli del calcio di Serie A internazionale. È la prima volta che la Fondazione Lilli partecipa attivamente a eventi legati al calcio, ma non è un caso. Quando stanotte non prendevo sonno, mi capita spesso prima delle iniziative, e pensavo un po' a quale fosse il legame di Lilli con il calcio. Il legame era forte, se non altro con il Cosenza. Lilli, da studentessa di medicina a Roma, facevamo delle telefonate chilometriche e lunghe per come era sua consuetudine, e dopo la solita prassi di raccomandazioni che ci faceva, stai attento, al massimo potevo andare a Piazza Kennedy, non facevo nient'altro. Ok, Lilli, tu che fai domani? Vado a Lucca a vedere il Cosenza, vado a Pisa a vedere il Cosenza. Lo spettacolo adesso con il sold out al Politeama di Catanzaro per Teresa Mannino, che con la sua comicità pungente, ironica e mai banale, l'artista siciliana ha raccontato le disattenzioni e l'indifferenza di noi uomini nei confronti della nostra terra, della nostra casa, cioè il pianeta Terra. Tu prova a chiedere ad un uomo di trovare qualcosa in cucina. La tua cucina, non quella di Gianno Zanferato. Reggio, Catanzaro, Cosenza sono le 3 tappe del tour calabrese di Teresa Mannino con il suo spettacolo Sento la terra girare. Ecco l'artista siciliana al Politeama di Catanzaro, sola sul palco, riesce con i suoi monologhi, la sua comicità graffiante, intelligente, sottile e mai banale a coinvolgere il numeroso pubblico presente. Per quasi 2 ore ironizza sugli uomini, parla di ambiente, inquinamento, alimentazione, spreco, passa con estrema naturalezza dalla poesia alla comicità. A vedere la Mannina ci facciamo 4 risate, invece no, vi leggo la poesia, se la fa rovinare. Il pubblico ride, applaude e travolto dal susseguirsi di battute. L'attrice comica siciliana, con una laurea in filosofia, è un fiume in piena, prende in giro gli uomini, ma in questo spettacolo la Mannino racconta la disattenzione e l'indifferenza di noi uomini nei confronti della nostra casa, il pianeta Terra. La sua è un'analisi pungente, realista. L'artista sprona ancora una volta l'uomo a rispettare la sua grande casa.
Risate, applausi e momenti di riflessione dunque per uno spettacolo davvero travolgente, esclusiva per la Calabria della nuova stagione di eventi di Ruggero Pegna. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Siamo quasi all'epilogo di questa ondata di gelo che ha colpito la nostra regione, causando un crollo delle temperature di diversi gradi sotto la media stagionale. Nel corso della giornata di sabato inizierà il rialzo delle temperature favorito dall'arrivo di correnti più miti che causeranno una moderata instabilità che interesserà principalmente i versanti tirrenici e in particolar modo quelli della Calabria meridionale. Diamo uno sguardo al tempo previsto ora sulla Calabria per le prossime ore. Domani, tra sabato e domenica, cieli nuvolosi sui versanti tirrenici con piogge sparse, in particolare sulla Calabria meridionale, con nevicate al di sopra degli 800 mm su Serre e Aspromonte. Sul versanti tirrenici del Cosentino deboli piogge con nevicate al di sopra dei 600-700 metri. Possibili brevi fioccate localmente sulla Valle del Crati, ma in deciso miglioramento già nel corso della mattinata. Sui versanti ionici reggini piogge sparse, altrove poco nuvoloso. Temperatura in deciso aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti, domani mari molto mossi con venti moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.